La legge non prevede dimissioni anticipate. Il sindaco di Agrigento, Marco Zambuto, resterà in carica nel pieno delle funzioni fino alle nuove elezioni. Il Viminale ha comunicato che si tornerà alle urne i prossimi 6 e 7 maggio. L'eventuale turno di ballottaggio 2 settimane dopo, il 20 e 21. Marco Zambuto programma l'agenda degli obiettivi che spera di centrare da qui alla fine del mandato, anni afferma caratterizzati da difficoltà finanziarie e inaffidabilità dei piani alti della politica. E gli impegni sono quelli di continuare l'azione di risanamento finanziario difficilissima che abbiamo messo in atto in questi anni, anticipando quanto sta facendo oggi il governo Monti. A differenza del governo nazionale, noi abbiamo fatto l'azione del risanamento finanziario senza mettere le mani nelle tasche degli agrigentini. E poi sul piano della programmazione sono in fase di pubblicazione tutte le gare relative ai progetti di riqualificazione del centro storico da un lato, attendiamo l'avvio dei lavori della rete idrica e poi i 6 milioni di euro per la manutenzione stradale e inoltre tutta una serie di interventi di arredamento urbano che erano stati programmati, che sono stati programmati e che da qui alle prossime settimane, con il tempo che speriamo si avvii alla primavera, andranno ad essere realizzati. Tutta un'azione amministrativa che in questi anni ha fatto sì che non chiudesse per fallimento il Comune di Agrigento e che guardasse alla programmazione e alla riqualificazione di un territorio che purtroppo per tanti anni è stato saccheggiato e abbandonato. Impegni programmatici ma anche strategie politiche in vista dell'importante appuntamento elettorale. Il sindaco uscente di Agrigento spera nella riconferma e alla luce dell'attuale panorama politico locale è critico nei confronti di chi adesso cerca di tornare in auge, afferma Zambuto, vestendosi apparentemente di nuovo. Per quanto mi riguarda penso che l'unica posizione chiara a oggi sia quella mia, sostenuta dall'UDC, dall'API, dal Patto per il Territorio, da una serie di liste civiche. Dopodiché vedo tanta confusione in giro e non ne comprendo onestamente la ragione, perché se ci fosse una proposta politica dal punto di vista dei contenuti realmente alternativa, allora potrei comprenderla. Mi sembra che ci sia solamente una lotta di poteri che in questi anni sono stati messi fuori dal Comune di Agrigento e che magari oggi si vogliono ripresentare sotto nuove vesti, con magari movimenti civici che in realtà non rappresentano altro che quei parlamentari, quei deputati che non hanno il coraggio di presentarsi innanzi alla città e dire che cosa non hanno fatto. Per quanto mi riguarda, la mia campagna elettorale sarà alla luce del sole, affermando le cose difficili che ho fatto in questi anni, spesso da solo, anzi, con una volontà precisa che c'è stata da parte della classe politica, cioè quella di volermi lasciare solo, perché in questa maniera la città mi avrebbe fatto pagare un prezzo politico, il prezzo politico l'avrebbe fatto pagare su di me.